partecipare a un'iniziativa di cui è partita da lontano, è fatto bene a ricordare prima, è partita dal Presidente Merlo, mi sembra giusto ricordarlo. Per una volta, diciamo, sono contento di partecipare a un avvenimento così sentito per i cittadini, cioè, lo si capisce chiaramente dalle emozioni che ha parlato prima di me, da una sorta di restituzione a Pragi, qualcosa che le era stato tolto, e ha detto bene il sindaco prima, i rapporti tra la città e il porto, una giornata come oggi, penso che avvicini rispetto a tanti atti che magari ci allontanano, perché sono comunque due realtà diverse. Penso che la giornata di oggi dia il segno di questo clima che certamente noi cerchiamo di realizzare ogni giorno. Restano, soprattutto in quest'area della città, come sapete, problematiche impattanti. Noi stiamo cercando, e anche qui vorrei dire un paio di cose che diano un senso di fattibilità. I lavori per l'elettrificazione delle dune sono stati consegnati l'8 maggio, quindi un lavoro molto importante per il rumore, per l'inquinamento qui a Pra è stato finalmente consegnato. I lavori di cui parlava prima il sindaco, la prima fase della gara terminerà fra un paio di mesi, un po' più lunga è quella che prevede il dissequestro delle aree da parte della procura, ma anche su questo fronte stiamo lavorando, così come stiamo lavorando sull'installazione di alcune centraline per controllare le emissioni acustiche in modo più puntuale. Lo dico perché, essendo venuto qua qualche volta, capisco tutta la difficoltà dialettica di avere una realtà cittadina straordinaria come il Terminal, che è una realtà a mio modo di vedere quasi unica a livello di Nord Italia. Parliamo di una realtà aziendale estremamente viva, internazionale, conosciuta, quindi per rispondere velocemente al vivo penso che Danesi da solo riesca ampiamente a fare questo lavoro sfidante, però resta vero che accanto a questo dinamismo questo era un posto stupendo. Venendo stamattina in macchina qui sembra di stare, diciamo, la piglia qua al mare, nel senso più pieno del termine, e questi problemi, diciamo, le esigenze produttive certamente hanno comportato un sacrificio. L'impegno mio, trainato dall'energia dei politici, qui a destra e a sinistra, ho quei soggetti non facilissimi, a destra e a va bene. Trainato da appunto l'energia di queste persone volenterose, io metterò tutto l'impegno mio dell'autority, per riuscire a fare alcuni di questi investimenti che renderanno certamente più vivibile la vostra vita.